Cosa è successo? Cosa è successo? Che io qua una persona a chiedere dove abita un dottore, sbagliando la strada completamente, io l'ho indicato dove, ho preso le offese. È tutto malinteso allora? È tutto malinteso, ma no, quei personaggi che in Italia non vengono rispettati da noi, non vengono noi rispettati, devono tornare al loro paesetto. È la verità, non possono stare qua in Italia. Lei non è razzista? Proprio per niente. Io ho girato il mondo, giro il mondo e so come comportarmi sul mondo. Dove queste persone no. Questa persona l'ha offesa o è stato lei a offendere? Io non offendo nessuno, ho una certa età e so cosa vuol dire parlare. Loro vengono qua, credono di comandare. Questo è il discorso. Io qua sono ospiti, non mi interessa a me. Io sono italiano, tu non sei italiano. Chi ti ha dato la carta d'identità italiano è problema tuo. Chi te l'ha data? E lui perché dice, sono italiano, posso fare ma capito? Basta, cosa volevi dire? Lei non è pentito allora di Proprio niente? per niente va a denunciare domani mattina dai carabinieri. Chi è che va a denunciare? Io, mia moglie. Chi va a denunciare? Prego. Qui è scritto sui giornali. Qui è scritto sui giornali. E lui non va a neanche perché lui è completamente malato il cervello. E va via con la Mercedes, non so mia. Su un extracomunitario via con la Mercedes. Dire delle frasi così secondo lei non è razzismo? Non è razzismo questo qua. Perché se io vado in un altro stato, rispetto il stato dove che vado. Non quando vengono qua a comandare. Ma questo signore non ha rispettato lo Stato, che cos'è che non ha? Non ha rispettato a persone che sono italiano, lui vuole italiano, viene qua uno che è diventato italiano, per modo di dire, offende un italiano che è nato di italiano. Dal 1100 che esiste Lorenzo. Dopo Cristo,